Assolutamente sì, rieccoci in onda. Benetazzo, lei può fare quello visto che è l'unico che posso permettermi di farla parlare anche più degli altri. Assolutamente no, per questo motivo. Avevo alzato la mano prima. Sì, non essendo candidato. No, ma assolutamente. Io appunto non sono cittadino di Padova, ma di un'altra provincia e vivo gran parte dell'anno in un altro paese estero. Comunque per lavoro vado spesso a Roma e torno anche spesso molto tardi a Roma con il treno e di solito arrivo qui alla stazione di Padova alle 11, 11 e mezza di sera, poi ho l'automobile non tanto distante e rientro verso Vicenza. Chi dei presenti si impegna a darmi quello che gli inglesi chiamano the peace of mind, cioè la pace della mente, perché io quei 800 metri che purtroppo devo farmi a piedi tra le 11 o mezzogiorno, dalle 11 di sera a mezzanotte, li faccio con lo zainetto, la 24 ore e una mano sempre qui dove ho una bomboletta spray al pepe. Perché mi è già capitato 2 volte spiacevoli episodi. Chi è che dei presenti mi garantisce o in qualche modo mi dice che... Figurati, in questo momento te lo garantiscono tutti. Io volevo ritornare sul discorso che hai fatto prima. Però scusa, avevo chiesto... Facciamo un giro. Facciamo un giro, sono interessante. Dopo ripartiamo sui se mi lascia, stavo terminando, se ha terminato il concetto, facciamo il giro, iniziamo da... poi vengo. Ok, benissimo. Vengo da... io chiedo... Sono anche maleducato perché vi blocco. Io però cerchiamo di rispettare perché questa sera ho la fortuna di averli proprio tutti, tra poco arriverà anche Zampieri, quindi vi ho tutti, dunque è un po' difficile riuscire. Va bene. E se mi posso permettere di aggiungere che cosa fanno poi a livello pratico per che sia io un altro contribuente, un altro cittadino. Rapidamente la risposta rapidamente tutti risponderanno qui di sì, ma chi non vorrebbe una città, non vuole una città, non sta cercando una città, ma a mio avviso è appunto, per essere rapido, è anche un processo di programmazione e di organizzazione che probabilmente, ahimè, è quello che abbiamo detto, è una pecca. Allora noi dobbiamo capire, a me interessa capire il concetto di carattere generale, no? Perché ci guardiamo sempre il particolare, che sul Nord Africa non è che ci siano 20.000 persone che premono per venire sulla porta che è l'Italia, ci sono 100 milioni di persone. Ci sono 100 milioni di persone nel Nord Africa che premono per venire in Europa. Allora questo è il problema fondamentale, no, rispetto al quale non è che domani mattina trovi una soluzione. Ci vuole una pianificazione da questo punto di vista e la pianificazione lo possiamo fare anche come noi cittadini. Il discorso diventerebbe molto 800 lungo. Metri e ogni volta ha paura di fare questi 800 metri. Cosa farà Padova 2020 per la sicurezza a Padova? Beh, cercherà di dare intanto lavoro, piena occupazione a tutte le persone, okay? E cercherà di mettere in sicurezza la città. La sicurezza non avviene solamente mettendo un poliziotto ad ogni angolo, ma avviene anche cercando di inserire le persone all'interno delle comunità e i delinquenti vadano a casa o dove devono andare. Sì, beh, andranno a casa, ma ripeto, li rifaccio. Lei cosa farà? 800 metri, è un esempio, per questi 800 metri, Benetazzo vuole farli tranquilli. Guardi, io sono l'esempio vivente, sono stato quello che ha costruito la sede della banca etica proprio di fronte alla stazione. E questo è un esempio, voglio dire. Sì, ma gli sportelli chiudono alle 5:30 di pomeriggio? Sì, gli sportelli si chiudono alle 5:30, ma se i cittadini mettono le sbarre e non rendono vivibili città, per esempio i negozi di prossimità, nella provincia di Trento, che non è molto lontana, ok? Pagano i negozi di prossimità, sono molto importanti. Se noi chiudiamo i negozi, evidentemente rendiamo più insicure le strade. Berti, non mi ha risposto Sagliato, le rifaccio una domanda semplice. Cosa farà un insieme lei? articolato di iniziative. La mia domanda non c'è una soluzione Sagliato, sola. La domanda che ha fatto Benetazzo è inerente alla stazione, ma è inerente a tutta Padova. Lei diventa sindaco di Padova, la sua posizione, abbiamo capito, il Fiore diventa sindaco di Padova. Cosa farete per la sicurezza di Padova, dato che ha iniziato questo ragionamento Benetazzo? Aumentate i vigili, aumentate la polizia, mettete più telecamere, mettete più luci. Cosa fate per avere e per dare sicurezza ai padovani? Questa è la domanda in parole povere che lui ha posto. Lui ha fatto un tragitto dove è insicuro. Berti, Movimento 5 Stelle.
Attraverso una rivisitazione di quelli che sono le spartizioni all'interno del bilancio dei soldi, noi contiamo di spostare 8,7 milioni di euro alla voce sicurezza. Questo andrà a portare delle nuove assunzioni nel corpo dei vigili urbani, con la creazione e l'ampliamento di quelli che sono reparti specializzati. Oltre a questi reparti specializzati, noi consideriamo di fare dei presidi di quartiere e quindi anche quelli che siano il vero e proprio il vigile di quartiere, per creare un rapporto empatico tra quelle che sono le persone e i commercianti. Ma il quartiere che voi avete in mente è diurno o anche notturno? Assolutamente 24 ore su 24. Per questo servono più fondi, per questo serve andare a spostare quello che sono in questo momento i fondi che sono destinati ad altre attività in questa voce, per poter dare la possibilità di assumere più personale, meglio equipaggiato, implementare dal punto di vista sia tecnico, sia quindi di hardware, sia di software, quindi sia di programmi, sia dal punto di vista fisico, quello che è l'impianto di sorveglianza e di illuminazione. Queste sono cose immediate da fare. Giuliano Pisani, ma queste città, io faccio la domanda che fa l'avvocato Diavolo perché non c'è l'assessore Zampieri, è proprio insicura, è proprio invivibile, siete tutti d'accordo che Padova è una città insicura? Vabbè, che ci siano problemi di sicurezza, questo mi pare evidente, al di là del fatto che il fatto stesso che venga percepita questa insicurezza vuol dire che c'è. Però i rimedi non possono essere rimedi come quelli indicati adesso da Jacopo Berti, che vanno benissimo, con diciamo, tutte queste iniziative per mettere in sicurezza determinate zone o aree della città, ma soprattutto ci vuole una visione più ampia, più lontana. La sicurezza è data da molti fattori, alcuni sono stati ricordati, l'illuminazione, le telecamere. Noi abbiamo proposto un centro interforze operativo unico che dà già una maggiore garanzia nel senso dell'efficacia dei controlli e anche dei possibili interventi. Ma volevo riprendere, se lei mi permette, alcune delle considerazioni che ho sentito svolgere prima. Intanto il discorso dell'Europa, che è fondamentale. Nel nostro programma noi abbiamo messo proprio uno sportello Europa, dando incarico a giovani che trarranno proprio dalla percentuale di quello che riusciranno a portare a casa il compito di attivarsi per valutare tutti i bandi, tutte le opportunità e creare quindi una possibilità di un flusso di denaro legato a progetti. E quindi questa è una prima cosa. Poi ho sentito parlare dei rapporti con l'università. Ma guardate, fra qualche anno o la città fa sistema anche con l'università, mentre se continuavo a pensare che l'università fa la ricerca però sta per conto suo, con i suoi bilanci e con le sue situazioni, e la città sta per conto suo, diciamo, a svolgere degli altri servizi, non andiamo da nessuna parte. Nel mondo il sistema, sto pensando a Oxford, non a Shanghai, è un sistema città dove tutto è funzionale perché ci sia una grande risposta dal punto di vista della ricerca, dell'accoglienza, della qualità dell'ospitalità, mentre noi adesso non abbiamo quasi nulla di tutto questo. L'università fa la ricerca e l'insegnamento, ma la città che cosa fa? Abbiamo l'accoglienza dell'ESU che soddisfa meno di 2000 posti letto, abbiamo sì le mense, ma non abbiamo altro. E quindi abbiamo i problemi di come gestire per esempio i mercoledì o il sabato sera degli spritz e ci perdiamo nel piccolo invece di avere una visione che la città deve fare sistema. Io, scusi, l'ultima cosa, da 15 anni, e l'ho detto anche nel primo consiglio comunale di questa legislatura che sta chiudendo, se fate la cortesia di andarlo a sentire, era di creare una fondazione che mette insieme tutte le risorse per la cultura, perché lì c'è l'economia. Noi non siamo Lignano Sabbiadoro e non abbiamo una spiaggia meravigliosa, però abbiamo la più straordinaria qualità di superfici affrescate che esista al mondo. E dobbiamo proporre questo tesoro, e nel momento in cui proponiamo questo tesoro e lo coordiniamo con le altre iniziative abbiamo la possibilità di far vivere il commercio, quegli alberghi che sono nati e che adesso sono
quasi deserti, possiamo e dobbiamo metterci in collegamento con Venezia. Io detesto quando sento dire il problema di Padova è che ha Venezia vicino, ma stiamo scherzando, sarà il contrario. Quale città al mondo non si augurerebbe di avere vicino una città che attira 15 milioni di turisti all'anno? Fabrizio, vengo. Però non abbiamo i collegamenti. Fabrizio Borò, allora sulla sicurezza, poi una domanda la faccio perché appartiene al suo partito. Il Presidente della Regione Saia mi sembra così da padovano così che stia penalizzando un po' la città di Padova. Le eccellenze che a Padova c'erano le porta a Verona, tipo l'ospedale, oppure a Treviso, oppure a Castelfranco. Non è che voglia fare di Padova, visto come diceva Benetazzo che lui arriva in treno, che è l'unica stazione dove fa il diretto Padova-Roma, non si ferma nemmeno a Firenze, quindi vuol dire che è una città importante. Il nostro governatore invece ci maltratta, tra virgolette. Ma non è così, perché le eccellenze le ha portate via tutte. Per rispondere proprio all'ultima cosa che hai detto, che è quella dell'eccellenza ospedaliera, se ne parla da tanto, grandissimi progetti, il sindaco attuale, no? Zanonato, Rossi Zanonato è la stessa cosa, e ne hanno parlato tantissimo ma non hanno concluso niente. Cioè, poi alla fine no, si viene ricordati per le cose che si fa o per le cose che si è fatto male. Loro saranno ricordati per le cose che si è fatto male. E non è neanche vero che se la struttura... Non vengo io, no, continua, è caduto il microfono, lo metto io. Se la struttura alla fine la fa Verona, se la struttura ospedaliera la fa Verona, è probabile che attiri Verona. Se la struttura ospedaliera la fa Padova, ed è per questo che nel programma noi abbiamo messo in maniera definitiva che l'ospedale sta dov'è e viene fatto una nuova torre in monoblocco, deve essere sistemata la viabilità con via Giustiniani, deve essere interrata, deve essere abbattute le palazzine. In tutto il mondo gli ospedali logisticamente li fanno in verticale, noi abbiamo l'ospedale che è tutto in orizzontale con varie palazzine sparse nel giro. E si può fare con le risorse che ci sono, perché se io faccio il libro dei sogni, no? Come è sempre stata abituata purtroppo l'amministrazione uscente, metto in bilancio Auditoni 50 milioni, metto in bilancio 1 miliardo e rotti per fare l'ospedale e poi i soldi non ci sono, rimane un libro dei sogni, cioè bisogna anche saper fare con quello che si ha. Oggi ci sono 150 milioni e con quelli bisogna avere a che fare. Rimaniamo nella sicurezza. Le ho fatto questa domanda perché Saia fa parte della... Ma Zaia, guardi, per questo Zaia le ha fatto questa domanda. Oltretutto penso che se fosse vero avrebbe fatto tutto Treviso, non a Verona, insomma. No, ma a Verona Cetosi. Vabbè, ma fra poco a Padova c'è Bitonci, quindi faremo l'ospedale a Padova. Perfetto, allora, il problema sicurezza è, prima di tutto, l'amministrazione deve dare un segno di certezza, dare un segno di rispetto delle regole. Io ho qualche foto qui sul telefonino e tutti le potrebbero vedere come al sabato pomeriggio alle 3:30, esattamente in via Marsiglio, 50 metri dal Palazzo Moroni, c'era una fila di V-Comprà, come si può dire, con lenzuolo per terra che vendevano. Oppure alle 2:30, 3 del pomeriggio, passa il sabato pomeriggio pieno di bancarelle e tutti pagano le tasse, pagano l'occupazione del suolo pubblico al comune, tutti quanti, però c'era una fila lunga, 30-40 metri, di venditori ambulanti abusivi. Allora, se io do questo messaggio, che alla fine uno che paga un affitto, che paga le tasse, che si paga tutto e rispetta tutto, è uno stupido, e dall'altra parte uno che invece vive di espedienti e fa quello che vuole, alla fine non viene nemmeno perseguito, si pensi poi quando andiamo sui reati più gravi, no? Ognuno fa quello che vuole. La sicurezza, la legalità parte da questo, dalle cose semplici, e poi si arrivano anche le cose grandi. È una città che ha bisogno ovviamente di una organizzazione in materia di sicurezza nell'ambito dell'illuminazione. Penso solo al mio quartiere che per 7 anni dei residenti su una via hanno chiesto l'illuminazione, è costata 12.500 euro illuminare quella via. Il comune non l'ha fatto in 5 anni che io l'ho richiesto perché ha detto non ci sono soldi, l'abbiamo fatto noi con i risparmi, i famosi tagli alle associazioni, l'abbiamo fatta noi come quartiere per poi mettere in campagna elettorale 7 milioni di euro per nuova illuminazione. Ecco, è cresciuto, è come la borsa valori. 9 milioni di euro per illuminazione. Cioè la promessa elettorale che si diceva prima, e non sanno spendere 12.500 euro per illuminare una via a Montà, di là del a Montà. Cioè, queste sono le telecamere,
ricordano tutti i fatti che sono successi in centro città di qualche violenza e poi si è andato a vedere le telecamere e hanno spente, non funzionavano. Cioè c'è una telecamera lì puntata in piazza della Frutta che non ha ripreso il reato perché era spenta. Le telecamere... 3 anni fa ho richiesto una riunione dei presidenti in comune con la presenza di Marco Carrai che pubblicizzò sul giornale 500.000 euro per telecamere nella città. Siamo arrivati a 9 giorni dal voto, io le telecamere non le ho viste. Non le ho viste, ed è una promessa fatta 3 anni fa. Allora il problema è Padova non ha bisogno di 10, 20, 30, ha bisogno di 1000 telecamere. Okay. E i soldi ci sono e si risparmiano da altre parti. Certo. Bene, si risparmiano da altre parti. Quando io permetto che chiunque, comunque, poi la stessa cosa è quando si entra anche nell'ambito dei nomadi. Io penso al mio quartiere, perché l'ho vissuto pienamente. Quando per 2 anni continuamente chiedo che il comune dia a disposizione l'ex anagrafe a un'associazione di donne che tutela le ragazze madri o le donne che hanno avuto violenza e ci dice, guardi, l'assessore Dalla Vecchia mi ha risposto personalmente per 2 anni che non ci sono i soldi per ristrutturare l'edificio, non può essere concesso, e poi in agosto, finché tutti stanno in ferie, perché le cose si fanno in agosto e in dicembre, quelle furbe, spendono 17.000 euro per ristrutturare l'anagrafe e mettere dentro a vivere, ed oggi sono ancora lì con i cassonetti addirittura della raccolta differenziata, una famiglia di nomadi. Ha capito che messaggio passa alla gente che vive tutti i giorni di lavoro, paga le tasse, paga l'IMU, paga la bolletta dei rifiuti e paga tutto? Che intanto non serve a nulla, perché i furbi hanno sempre ragione. Giancarlo Garra per Daniele Orfini. Intanto non alimenterei le guerre tra poveri. Non è una guerra tra poveri, questa è una guerra fra chi lavora ed è povero e chi non lavora ed è povero. Sono 2 cose diverse. Parlavo in generale, comunque. Rilevo, io rispetto chi lavora. Chi lavora e si guadagna da vivere. Non mi pare di aver detto qualcosa di contrario. È chiaro che il livello di insicurezza è sempre maggiore, più alto di quella che è reale. Ci sono dei problemi, questo è oggettivo. Non mi sembra che Padova sia una Gomorra come viene descritta e non mi sembra che la sicurezza, per quanto è importante, sia il tema principale in un momento in cui abbiamo, ribadisco, problemi ben diversi, come appunto la mancanza di lavoro e il degrado di interi quartieri. Come si combatte realmente la sicurezza? Possiamo anche sicuramente accrescere l'illuminazione, possiamo mettere anche 1000 poliziotti e 1000 telecamere, ma secondo me è ridando dignità alle persone, ridando lavoro e riqualificando e portando iniziative sia in centro sia nei quartieri, riaprendo i centri, le piccole biblioteche, investendo nei centri sociali aggregativi. Questo è il vero modo di dare sicurezza e rivisitare la città. Non possiamo neanche nasconderci che Padova è, come giustamente si diceva prima col treno, uno snodo centrale, orizzontale e verticale sulle vie di viabilità. E lo è anche ovviamente, purtroppo, che ci piaccia oppure no, non ho detto che a me piace, ho detto che sto facendo una constatazione, lo è anche per i traffici illeciti. Noi parliamo sempre come se gli unici a delinquere fossero gli extracomunitari, i migranti, chiamiateli come vuoi. A prescindere che 100 milioni mi sembra una cifra eccessiva e molti di questi poveracci scappano da una condizione di guerra come quella siriana, dei profughi siriani, che è una bomba umanitaria di cui non si vuole parlare e che ci sta esplodendo sotto i piedi in Giordania, Libano, ed è una cosa terrificante, con 2.700.000 profughi. Troviamoci fra 10 anni. Sto parlando dei siriani e di una situazione che è oggettiva. Giancarlo, riesce a alzarsi un po' il microfono, Giancarlo, un attimino, sì, grazie. Penso di sì, dopo lo sistema. Ecco, quindi il problema della sicurezza si combatte ridando e riqualificando il centro. Continui, guarda, io faccio io. Secondo me questa è la cosa. Il problema delle stazioni, 25 anni fa le stazioni non erano certo più vivibili di adesso, e ribadisco, poi ci sono dei problemi di lavoro e di mancanza del lavoro. Si parlava l'altro giorno, faccio un esempio che è stato spesso portato come focolaio di insicurezza, alle cucine popolari. In questo momento il 50% delle persone che mangiano alle cucine popolari sono italiani. C'è un problema reale. Se noi vogliamo combattere l'insicurezza, dobbiamo anche prendere oggettivo atto che ci sono dei problemi di questo tipo. Per cui possiamo aumentare tutto quello che volete, però dobbiamo ricominciare a ripensare lo sviluppo economico della città. In questo modo si combatte veramente l'insicurezza. E chiudo da un'altra cosa, parliamo tanto degli spacciatori. Certo, intanto bisognerebbe ragionare a tutto a livello italiano sulla certezza delle pene e lo strapotere degli avvocati. Su
una legislazione che effettivamente a volte tutela più chi delinque che chi è onesto. Su questo non è colpa mia se in questi 25 anni molte leggi hanno fatto diventare la disonestà un valore e l'onestà un disvalore, per cui se sei onesto sei considerato un becco. Capito, dal discorso moralistici che sta facendo il problema. No, non è un discorso moralistico, è la realtà. È insicura. Insomma, andiamo a cominciare a fare le retate dei figli della Padova bene in certi locali che sono strafatti di cocaina, perché se ci sono gli spacciatori, perché c'è un mercato, c'è chi compra. Non è che stiamo qui a parlare che questi arrivano dal nulla. Guardi, ho visto che tanti poveri che comprano, tanti ragazzi che non hanno soldi, che si prostituiscono per comprare, non solo i ricchi. No, ma infatti, però voglio dire, ci sarà bene un mercato, no? Non è che questi nascono dal nulla. Cominciamo a ragionare ad ampio spettro, invece di dare la colpa, appunto, per quello parlavo di guerra dei poveri. Dopo, non conosco il caso specifico e non entro, ci sono anche molti nomadi che non sono ladri, sfattiamo anche questo mito, ci sono molti italiani che lo sono, anche insospettabili in giacca e cravatta. Lionello Tonioli di Maurizio Sai, che poi della sicurezza ne fa una campagna elettorale abbastanza importante. Sì, non è l'unico tema su Padova, la sicurezza. Ma stiamo parlando di tutti, abbiamo parlato di quello, ne fa della sicurezza, perché sta alla base di tutti i problemi di Padova, e dopo spiegherò perché. Innanzitutto le telecamere, ma va tutto bene, dobbiamo fare un passo indietro. Questa amministrazione, Rossi Zanonato, Zanonato Rossi, il tandem, eccetera, 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 mette un dirigente a capo della polizia municipale che viene dal settore del sociale, come se io prendessi la nazionale che parte per il Brasile, per il mondiale di calcio, e ci metto Pinco Palla. Metterà un allenatore che se ne intende di calcio, che conosce il calcio, conosce i giocatori, conosce gli schemi. Quindi, prima cosa, motivare le persone. La polizia municipale di questa città è demotivata, sono a fare le multe, non hanno avuto, cosa che invece all'inizio con l'assessore alla sicurezza Saia, tutti i corsi di aggiornamento, di difesa personale, i cani, l'unità cinofila, non c'è più niente. Quindi motivare, prima di tutto motivare le persone. Fare le multe può andare il burocrate, può andare chi ha l'ufficio amministrativo, insomma ci vuole una scienza per capire quando in una R, una macchina che non ha il contrassegno non può stare, prendi 39,49 a seconda di multa. Non è che io devo utilizzare la polizia locale per fare questo servizio. Quindi prima di tutto rimotivarli immediatamente, perché è il fiore all'occhiello dell'amministrazione quando sai era la sicurezza. Unità cinofila, quindi ripristinare unità cinofila, prendere assunzione di immediatamente 20 nuovi vigili di polizia municipale e utilizzare i 50 che oggi sono a compilare gli schemini e fare le multe e metterli sul territorio a fare veramente attività di prevenzione. Secondo aspetto, bisogna collegare le forze dell'ordine, deve essere una centrale operativa unica, perché? Perché se io non ho il collegamento, ok, io l'altro giorno facciamo un esempio, sabato pomeriggio alle ore 19, via Santa Lucia, non serve illuminazione, Pisani, non serve nulla. Sono entrati in una casa, di una signora padovana, non faccio il nome, prende tra l'altro con una catena sul braccio. Benissimo, chiama Carabinieri occupato, Polizia Municipale, un attimo, bisogna creare un'unità operativa collegata con tutte le forze dell'ordine, le persone non escono sul territorio, quindi non solo telecamere, non solamente la repressione fatta. Altro aspetto, 3 nuove sedi distaccate, l'Arcella. Quello che si diceva prima, la sede dell'Arcella è strategica, quindi operativa, la sede della Guizza, perché utilizziamo chi? Abbiamo risorse di persone che sono appena uscite. C'è praticamente una per quartiere, rinforzando tutte le poi varie... abbiamo persone che hanno lavorato all'interno del corpo della polizia municipale, che è eccellente, che potrebbero anche dopo aver lavorato dare il loro contributo. Ultimo aspetto, ma è l'aspetto secondo me di base. Ricordiamoci che legalità significa anche per noi attenzione, quando si vede per le strade che vanno in bicicletta in senso contrario alla mattina alle 8 i cittadini padovani, anche lì, cioè chi vede, se io vado in Svizzera non c'è una carta per terra, mi dà fastidio buttare la carta per terra, magari sono abituato nella mia città a farlo, perché rispetto, vedo che c'è un certo ambiente, un certo clima. Perfetto. L'immigrato che viene in questa città, che vede che ognuno di noi fa quello che vuole, quindi anche quello, la legalità deve essere, ricordiamoci, per tutti, dal cittadino padovano
per andare oltre. Poi di criminalità potremmo parlarne ore e ore. Io devo interrompervi per forza di cose, perché abbiamo molti argomenti, altrimenti poi Ganna si arrabbia perché dice sono cose più importanti. In effetti cercheremo di parlarne del più possibile. Allora Roberto Todesco per Bruno Cesare rapidamente sul fatto, abbiamo visto prima delle immagini dello spaccio di droga vicino alla stazione a Padova che la regia ha mandato in onda. Rapidamente però abbiamo parecchie cose da dire su questo argomento, perché purtroppo nostro malgrado è un tema fondamentale di questa campagna elettorale, perché quello che racconta Benetazzo è quello che racconta chi vive questa città e chi arriva, e a me fa molta tristezza da padovano che chi arriva da fuori abbia questo biglietto da visita di questa città, perché è una città meravigliosa ma che vive una situazione di degrado che è degenerato moltissimo negli anni. Chi non prende atto di questo fatto o non abita a Padova o non è in buona fede, a mio avviso, perché è talmente eclatante. Dei dati: 3 spaccate al giorno, dato Confesercenti nel 2013 in negozi pubblici e attività commerciali pubbliche, 3 al giorno, è una cosa che veramente non ha riscontro in altre città italiane. Zone, non è solo la stazione che uno può dire ma poi c'è questo luogo comune, tutte le stazioni sono degradate. Intanto, prima cosa, non è vero. Secondo, Padova magari fosse solo la stazione che ha un problema di sicurezza, l'Arcella ne ha altrettanto, qui siamo alla Stanga, qui se girate dopo vedrete dei signori in bicicletta che girano, vi chiedete cosa fanno alle 11 a mezzanotte di sera questi signori in bicicletta? Vanno a prendersi le dodi che sono seminati nelle vie, nella via Maroncelli, in via De Cristoforis, nelle varie zone del quartiere Stanga, perché è stata chiusa Vianelli, ma lo spaccio sta continuando. E andate a vedere anche, e questo non è un fattore di razzismo, di che nazionalità sono questi signori. Perciò è un dato purtroppo reale. Questa è l'analisi che purtroppo è sotto gli occhi di tutti. A livello di interventi, Benetazzo dice cosa fate? Giustamente, interventi. Allora, innanzitutto si parte nell'immediato con le risorse che si hanno. Certo che l'input che dà l'amministrazione comunale qual è? Ai vigili: andate a fare presidio del territorio, mandiamo degli ausiliari a fare le multe, però andate a fare una cosa che capisco che sia più rischiosa, però devono essere anche addestrati in questo, e il controllo del territorio. Chiaramente quando tu vedi un pubblico ufficiale che gira, chiaramente è un deterrente. Per quanto mi dispiace, rischieranno, dopo ci organizzeremo anche per implementarli, perché tra l'altro diciamo che è stata ridotta l'organico di 70 persone, la polizia municipale dell'amministrazione, cioè, ci sono anche delle responsabilità, è stato sottovalutato probabilmente questo tipo di problema se abbiamo ridotto anche l'organico. Dopodiché vigile di quartiere va benissimo, presidio del territorio, chiaramente sarà difficile avere il vigile di quartiere 24 ore al giorno, però vanno anche trovate delle sinergie con la sicurezza privata, perché se non abbiamo le risorse per fare tutte queste cose, e secondo me si possono comunque trovare, però creando delle sinergie anche con la sicurezza privata. Faccio un esempio anche in centro: questi commercianti sarebbero disposti a pagarsela, però mettiamoli nelle condizioni di lavorare e di riqualificare il centro storico, perché il centro storico è un'altra zona che a una certa ora di sera è anche quella degradata, cioè il nostro salotto cittadino è degradato perché ci sono state anche delle politiche. Roberto Todesco, notizie di ieri, spero che arrivi l'assessore, che il comune ha messo a disposizione 200.000 euro per la sicurezza dei commercianti. Sì, peccato che arrivi a 9 giorni prima. Scusate, vorrei terminare. Peccato che arrivi a 10 giorni dalle votazioni. Farebbe meglio da ampliare di un'ora l'orario di apertura. Ecco, arrivo, uno dei problemi è stato la chiusura dei se posso andare avanti e concludere con il mio ragionamento, scusate che io vi ho ascoltato con cortesia. Certo. Chiaramente la chiusura a mezzanotte dei locali cosa ha implicato questo? Questi signori, allora, se possono lavorare, se possono riqualificare con il loro lavoro il centro, poi controllo, il problema dello spritz è stata una battaglia, ma viva Dio, era meglio avere dei ragazzi, degli studenti universitari nostri per bene che sono a bersi lo spritz e fanno un po' di schiamazzi, piuttosto che pensare come regolamentarli o desertificare il centro e lasciarlo in mano alla delinquenza. Bisogna che viverci lì, però poi con 2-3 sì, ho capito, però un amministratore non deve pensare solo ai voti dei residenti e gli studenti perché non votano qui, se ne frega, e fa morire il centro storico. Bisogna anche essere, che andiamo a riparlare però bisogna anche essere un po' onesti. Dopodiché, permette, scusi, non ho finito perché Pisani, lasciamo finire il giro correttamente. Però si parla di cose piccole, ma dobbiamo lasciarlo finire il giro correttamente. Dopodiché anche il fatto, il controllo dei campi nomadi. Oggi ho visto la notizia sui giornali, via Longina è stato fatto sull'ennesima sollecitazione, anche qui casuale, 10 giorni dalle votazioni, mandano fuori la polizia municipale in sinergia con la questura per il controllo dei cani. Adesso voglio dire, ci sono tanti problemi, però perché dei cani randagi in via Longina hanno aggredito dei passanti. Guarda caso, su 5 cani, allora uno era un randaggio che l'hanno preso e l'hanno portato al canile, 4 non erano dotati di microchip. Nel frattempo hanno visto che c'erano delle macchine che non avevano l'assicurazione. Cioè, allora di cosa stiamo parlando? Le cose ci sono, c'è la volontà politica, ma non si fa a 10 giorni dalle elezioni. Gli strumenti, quelli che abbiamo, utilizziamoli. Stefano Ghinato per Alberto Salmaso. Per vedere se riusciamo a convincere il dottor Benetazzo a tornare a Padova un pochino più sereno.
c'è da dire innanzitutto che la città in questo periodo è stata abbandonata a se stessa. Faccio un solo esempio, non solo dal punto di vista della sicurezza in senso di furti, altro che vi dico, mi aumento che dal 2012 il tentativo di furto è aumentato l'80%, furti, tentativi di furti, nella Padova provincia 40.000 reati, una roba mostruosa, quindi il problema c'è, non è solo una percezione, il problema esiste. Ma tornando al discorso, io vivo in un quartiere, Montà, che in 1 chilometro di distanza ci sono 700 bambini primari e secondari che la mattina vanno a scuola, dalle 7:45 alle 8:10, 20 minuti di lavoro, non si vede un vigile urbano neanche a pagarlo. Quindi è proprio una questione di volontà dell'amministrazione, di input che viene dato per cui il territorio viene abbandonato a se stesso. Se non succede qualcosa è solo per la volontà dei cittadini, per il grande senso civico che ci sono dei cittadini di Padova. Questa è la verità. Cosa vorremmo fare noi? Io sento assunzioni, 1000 telecamere, insomma io capisco che poi è semplice, però bisogna anche far tornare i conti, qui 8.700.000 e 9 assunzioni, c'è il blocco delle assunzioni, quindi bisogna anche capire effettivamente come fare queste assunzioni. Una cosa invece che si può fare subito sono i vigilantes di presidio. Questi scelti con professionalità dell'amministrazione è un elemento che si può fare sin da subito, investendo dei soldi in modo modulare nel tempo, ma è una cosa che si può fare sin da subito. Lo sportello della legalità noi vi abbiamo chiesto, uno sportello di coordinamento. È giusto, uno chiama e c'è un tentativo di furto, sì, no, la pattuglia arriva, forse, ma è molto ambigua in questo momento la situazione. Quindi lo sportello della legalità deve essere un riferimento per i cittadini, dove uno può chiamare e immediatamente avere delle risposte. La criminalità si combatte se si combatte il degrado, e quindi c'è questo aspetto importante del grado. Ed infine la certezza della pena. Non conta qual è la pena stessa, ma se noi lasciamo fare tutti i giorni allo spacciatore spacciare, a quello che tenta il furto rubare la bicicletta o qualsiasi altro reato più grave o meno grave, senza mai intervenire, senza mai dargli una certezza che c'è un controllo, questo avrà il sopravvento sulla città. Quindi c'è bisogno di riprenderci in mano questa città, assolutamente, in modo serio, ma immediatamente. La città ha bisogno di sentirsi tranquilla. Ogni giorno, ogni santo giorno nei quartieri aprono garage, entrano, rubano, non fa più notizia, e questo è il problema della non percezione, perché non fa più notizia e c'è qualcuno che i furti di auto non vengono neanche più denunciati, perché tanto è una perdita di tempo, 3 ore per fare una denuncia, uno dice vabbè, metto sul finestrino e vediamo come andrà. Questo è il problema. È arrivato Umberto Zampieri per il candidato Ivo Rossi. Buonasera Umberto. Allora, nel giro che abbiamo appena concluso, se vuole dire che è la sua, parlavamo di sicurezza e tutti gli ospiti, per i candidati, tutti dicono che Padova è una città insicura. L'amministrazione cosa dice? Ma intanto io penso che si produca un danno a Padova, alla nostra città, ai nostri quartieri, a continuare a descriverla come un Bronx, e il fatto che questo venga fatto per motivi elettorali è abbastanza grave. È un dato di fatto che ci sono delle zone nelle quali scontiamo delle presenze di degrado, di malavita, che devono essere contrastate sempre con più impegno, ma continuare a descrivere Padova come una specie di Far West nell'esperienza dei padovani non credo trovi un riscontro. Il punto poi è che in campagna elettorale bisognerebbe dire cosa si vuole fare davvero, e fare davvero rispetto all'ente che ci si candida a governare, perché qui non stiamo facendo l'elezione del questore, qui stiamo eleggendo il sindaco. Il comune può fare di più, noi vogliamo fare di più, Ivo Rossi su questo ha le idee chiare, ma continuare a raccontare la città come un Far West è un danno che si produce ai padovani e disonora il nome di Padova anche di fronte invece a tantissimi quartieri della nostra città dove la vivibilità è garantita. Cosa può fare di più il Comune? Primo, in questi anni abbiamo realizzato una rete di videosorveglianza costituita da 150 telecamere collegate in fibra ottica alla centrale della Polizia Municipale, adesso ne aggiungiamo 40, bisognerà aggiungerne altre
integrare questo sistema di videosorveglianza con quello della questura e dei carabinieri. Secondo, rinnovare in maniera profonda il sistema dell'illuminazione, perché comunque anche il sistema di illuminazione pubblica, oltre ad essere un po' vetusto, a costare ormai troppo, a volte non è sufficiente illuminare bene le strade della nostra città. Terzo, evitare il degrado urbanistico, cioè spesso vediamo che il degrado legato allo spaccio, che è la vera piaga che porta diciamo presenze illegali e sgradite nella nostra città, è legato allo spaccio, spesso si colloca proprio in zone dove non c'è una vita sociale, dove ci sono delle case che non vengono utilizzate, degli immobili che vanno in degrado. Su questo abbiamo cercato di fare molto, penso ad esempio all'intervento in piazzale della stazione, che è una delle situazioni più complicate. Del resto in molte città italiane le stazioni diventano... Il dottor Benetaccio, mi scusi, ha detto proprio iniziato da lui, il dottor Benetaccio ha detto che lui arriva a Padova, negli 800 metri è già stato aggredito 2 volte. E non è né padovano allora, e non è candidato sindaco. Benissimo, beh, non è nemmeno la voce della verità, però, quindi allora, ecco. In ogni caso, cioè, io capisco che è naturale che in campagna elettorale ci si scagli contro il centro-sinistra, i Vorossi, insomma tutta la... Ma sta dicendo, io vengo da Vicenza, sono ospite, che vinca uno, vinca l'altro, ma interessa che quando esco dalla stazione faccio 800 questa metri è una storia che verso... conosciamo, però se mi lascia parlare, perché se è così gentile, confrontiamo. In stazione comunque tutto si può dire, tranne che non si sia cercato di intervenire in maniera pesante. Intanto recuperando la parte urbanistica. Questo non è sufficiente perché poi serve il contrasto dell'illegalità, che ricordo è una competenza delle forze dell'ordine, che certo dobbiamo integrare meglio con la nostra polizia municipale, ma tra questo e dire che con la bacchetta magica riusciamo a liberare la nostra stazione, che come tantissime altre stazioni d'Italia purtroppo diventa il luogo di ritrovo di presenze sgradite, mi sembra propaganda, però ognuno ovviamente è libero di farsi la propria opinione. Magari arrivare prima di ascoltare anche il dibattito con le proposte. Comunque, oggi li ho ascoltati tutti, se si può non interrompere. Cioè l'unico che mi ha dato nervoso, mi ha infastidito. Possiamo concludere o iniziamo, perché sennò scusa Giorgio, vado via, perché so come funziona qua. Chi poi mi ha dato un nervoso fastidio, lo facciamo. Poi c'è un capitolo sul quale deve finire, avete parlato tutti, poi vi faccio intervenire se siete rapidi tutti, deve terminare Zampieri. C'è poi un capitolo sul quale credo che tutte le forze politiche debbano avere un atteggiamento di responsabilità, che è legato al fatto che molto spesso, per esempio, una delle cose più fastidiose, cioè gli spacciatori che la nostra polizia prende, che poi tornano in libertà non perché li libera il sindaco di una città, ma perché le leggi italiane, che vengono poi applicate dai giudici, hanno questo come risultato. Quindi pensare di risolvere questi problemi esclusivamente dal municipio, io temo sia una proposta insufficiente. Occorre invece in Italia rivedere alcune norme, e questo è un compito dello Stato, che consentano alle nostre città di gestire il problema della sicurezza in maniera più efficace. Dopodiché resta il fatto che sicuramente un sindaco può dare un input con forza e vigore perché queste politiche vengano applicate maggiormente, e noi pensiamo che Ivo Rossi sia la persona giusta per farlo, con quell'equilibrio e quella capacità che ha costruito negli anni. Allora, Zampieri, io per dovere di cronaca, il dottor Benetaccio l'abbiamo invitato, che serve tanto che l'abbiamo invitato, ed è un economista a livello mondiale e al di là, non c'entra adesso a livello europeo, che adesso è un economista importante, e non c'entra con i candidati sindaci. Dunque quello che ha detto prima è perché lui arriva sempre alla stazione di Padova e si ferma tutto qui. Se vuole rispondere Benetaccio all'assessore Zampieri, poi vado dal professor Manocasi. Come approccio, sentiment, ascoltando tutti gli altri, sono rimasto particolarmente assertivo, cioè, nell'ascoltare le varie posizioni, le soluzioni proposte. Il modo in cui si è interposto chi è appena arrivato adesso mi ha proprio trasmesso un senso di fastidio, di allontananza, proprio neanche da continuare ad ascoltarlo. Perfetto, ha risposto il professor Manocasi. Allora, per quanto riguarda la sicurezza, in questo giro abbiamo sentito tutti, ovviamente tutti hanno delle idee, se vinceranno la candidatura di sindaco, per come rendere più sicura Padova.
Ma io mi ricordo Padova dopo la guerra, è la zona più malfamata, cosiddetta malfamata, ma è acqua di rose rispetto adesso, era il Portello. Addirittura c'era una lingua, c'era un dialetto, il porteato, che nessuno capiva, solo quelli che abitavano il Portello. Era uno slang, ma nascono soprattutto perché il Portello era il porto di Padova, arrivavano barconi, ma tanti, centinaia ogni giorno. Adesso non c'è più niente perché non si è capito la funzione dell'acqua in sostituzione, e tant'è che l'idrovia è rimasta ferma. Ma non c'era paura di andare al Portello di notte, perché sì, c'erano i contrabbandieri, però erano figure sane, nel senso che se davano una parola, era una parola, se facevano delle cose le facevano, e le facevano senza cercare di danneggiare la gente, no? Invece Padova è diventata, ma la maggior parte delle città italiane sono diventati ricettacolo di immigranti che non possono campare perché non hanno lavoro, e se non c'è lavoro per gli italiani loro possono sopperire ad alcuni lavori che gli italiani non vogliono più fare, però alla fine in qualche maniera devono sopravvivere, e questo crea il problema fondamentale. Allora non confondiamo l'accettazione di queste povere persone che arrivano con il degrado della città. Bisogna avere la forza, e qui naturalmente i politici a tutti i livelli devono porsi il problema di creare non una città di Padova sicura, ma il paese sicuro, perché se andiamo avanti così, prima diceva che ci sono 100 milioni di africani che vogliono venire, è vero? Io sono cittadino ugandese e conosco la situazione. In centro a Kampala si cammina e si inciampa sui bambini che vengono messi nel centro di Kampala e lasciati là dalle madri, sperando che qualcuno abbia così buon cuore di raccoglierli e metterli da qualche parte. Questa è la situazione. Quelli che vanno via sono le eccellenze dell'Africa, quindi l'Africa si sta impoverendo. Quindi non c'è un ricambio in positivo, c'è un ricambio in negativo. L'altro problema è che siamo noi, ma non noi che siamo qui dentro, sono le multinazionali che stanno cannibalizzando l'Africa e non stanno pagando il prezzo per quello che portano via. Cominciare dal petrolio, non lo pagano, l'Agip non paga il petrolio in Nigeria, perché nessuno va a controllare quanto ne porta via, una montagna. E chiaramente questo non ricade sull'economia locale, ricade sull'economia invece dell'Agip, perché in Italia non lo fa ricadere in Italia, l'Agip c'ha tutto un giro che è stranissimo, no? Difficilmente controllabile, adesso ci hanno messo la marcegaglia e speriamo che se ne accorga, ho grossi dubbi. Allora ci parliamo dell'Africa. Ma la comunità, torniamo alla comunità europea, se la comunità europea si prende consapevolezza di questo, ma non so quanto voglia abbia, perché deve stare dalla parte delle multinazionali, allora abbiamo un arresto, perché se noi investiamo i soldi che investiamo in questo momento in Italia, li investiamo in Africa per gli immigrati, li investiamo in Africa, diventano tutti ricchi, perché ci vogliono pochi euro al giorno per mantenere una famiglia. Questa è la problematica e ci ricade sulla schiena, ma parliamo della sicurezza di Padova. Allora Padova non è New York, io sono stato a New York e capisco che certe zone, il Bronx o altre zone, che adesso il Bronx è un po' migliorato, ma altre zone sono degradate. Padova non ha aree enormi, sono 200.000 abitanti con qualche migliaio di immigrati. Sono facilmente individuabili perché quando spacciano in centro, no, basta avere il cagnolino della droga, gli annusa i pantaloni e va a cercare dove l'ha nascosta, perché non se lo tengono in tasca, lo mettono sotto il lampione piuttosto che sotto un tavolino o altre cose di questo genere. Pagano e poi vanno a prendersi la cosa. Non ci vuole tanto. Quanti ce ne sono? Dove abitano? Si fa presto andarli a trovare. Non ci mette molto, ma la presenza non è questo che sgominerà, ma demotiva la gente, perché Padova è facile. E per quanto riguarda poi la delinquenza normale, noi ne abbiamo contezza.
quando siete venuti vi abbiamo raccomandato di mettere le macchine dentro, abbiamo iniziato la trasmissione più tardi perché qualcuno aveva lasciata fuori e quindi abbiamo chiesto di mettere dentro, perché regolarmente fuori, se lasciate la macchina, vi lo garantisco, vi spaccano un vetro. Magari qualcuno se l'è dimenticata fuori, l'abbiamo già messo Poi avete dentro. l'ha lasciata fuori Allora, ma attenzione, dall'inizio dell'anno credo che almeno 10 infrazioni sono state fatte, no? Più un furto all'interno, hanno spaccato un vetro, sono entrati, più altri danni che hanno portato via cose che sono all'interno sempre non dentro l'azienda, ma nel cortile dell'azienda se le sono prese. Ma non era mai successo. Una cosa di questo genere è aumentata da 3 anni in qua. Ma si può fare qualcosa? Sicuramente. Un controllo ci vuole. Allora, quando noi abbiamo messo le telecamere fuori, no, ci hanno detto non dovete superare il margine del giardino, perché se la telecamera va è un problema di privacy, quindi probabilmente il ladro ha la sua privacy. Ecco, quando sono successe queste cose, qualcuno ha denunciato, sono venuti i carabinieri a vedere le nostre telecamere, ma ovviamente non si vedeva la strada. E ha detto perché non le fate arrivare fino alla strada? E dico perché sennò prendiamo la multa per la privacy. Cioè, qui veramente non è colpa del povero Rossi, qui veramente è un caos. Non voglio assolvere nessuno, ma dovete mettersi attorno a un tavolo e stabilire le regole e soprattutto fare sì che la polizia vada in casa, e quando vedo uno che gira avanti e indietro per le piazze, perché è lì che spacciano, no? Vado a domandargli scusa cosa stai facendo, e se non è italiano e se non è immigrato regolare devo provvedere il condannato. Poi qui parliamo invece del ministro degli esteri, del ministro degli interni, che non si dà da fare. Li prendiamo e li rimandiamo a casa, perché se li rimandiamo a casa diventano tutti dritti. Hanno un terrore tornare a casa, perché se vanno nelle patrie galere veramente è gravissima per loro la situazione. Nelle nostre carceri tutto sommato che rimangono qualche giorno e poi se ne vanno. Quindi l'importanza è il coordinamento che sta a quelli che avranno la fortuna o la sfortuna di andare al governo di Padova. Il coordinamento, che vuol dire che il coordinamento della polizia, come diceva qualcun altro prima di me, il coordinamento dei vigili, tutte le forze devono essere coordinate, collegate, e se si dà una risposta ferrea, subito dopo ci sarà anche la risposta della sicurezza. Vado in pubblicità, Giuliano, vado in pubblicità, poi rientro. Vado in pubblicità. Sentiamo cos'è. Vado in pubblicità. No, dicevo, ho la pubblicità, Pisani, ho la pubblicità. Ho la pubblicità, Pisani, ho la pubblicità, Pisani, poi la faccio parlare. Andiamo in pubblicità, poi rientro, parliamo di lavoro e anche di una scheda che ho fatto preparare tutti i candidati civici. Rimanete con noi tra poco. Grazie.